500 metri di dislivello e fare un'ulteriore discesa prima del tramonto. Siamo sempre al Wild Pedrosa Basso, panorama ancora con un po' di boschia, però comunque ripaga lo sforzo fatto. Quindi adesso andiamo a godersi la discesa con la mia Canyon. Tutto parte alla grande sul sentiero. Allora, qui abbiamo giro qua, qua ormai si è formato un nuovo sentiero schivando di alberi da tagliare e poi ripartiamo. Guardate che bei colori primaverili che abbiamo sotto le nostre gomme. Spettacolo, che colori, però mamma mia. Colpi di pedale, che tecnico molto bello. E giù. Umidino, umidino, non pensavo. Oh. Un piccolo errore ho messo. Qua qui andiamo a salire con le strette. Scivola in derapata. Prendiamo un attimo il fiato e giù ancora. Umido. Pane. Qua è umido, non pensavo.
tratto insidioso, qua sull'umido. Di qua. Rilassiamo il culo. Iniziamo a sentire le gambe, praticamente tra ieri e oggi. Comunque sono 1600 di discesa. Vediamo qui, perché mi ricordo che con l'umido questo è abbastanza insidioso come parte. Presa fatta, è un umido giusto che tiene. Anche adesso più a destra. Allora vado di qua. Sinistra. Vediamo questo pezzo se riesco ogni volta. Qua, metto giù il piede. Aia, questo ho completamente sbagliato. Adesso. Questo pezzo. Entrati, l'ultimo pezzo è sempre più complicato. Toccato il pedale, toccato il pedale per terra. Bene, concentriamo, l'ultimo, adesso. Che spettacolo! Sentiero è veramente uno spettacolo. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete il like e ci vediamo ai prossimi trail.